Seguiamo la nostra rassegna stampa. Vi dicevo, andiamo a vedere adesso, dopo aver visto le agenzie, diamo un'occhiata adesso alle prime pagine dei quotidiani di stamattina. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, ogni sforzo per la pace, il fatto, il pontefice incontra i pellegrini nelle chiese orientali, molti provenienti anche da zone di guerra. Preziosi i vostri riti e la testimonianza. Leone XIV si impegna in prima persona affinché i nemici si guardino negli occhi, dialoghiamo e negoziamo. Pizzaballa, il futuro del mondo passa da Gerusalemme, fermare subito la guerra. Ennesima strage nella striscia. A Tripoli c'è un'inchiesta in corso sul generale Al-Masri, rischia l'arresto e la consegna alla CPI, alla Corte Penale Internazionale. La Premier a Gaza, situazione ingiustificabile, ma niente azioni. Ieri Giorgia Meloni è stata in Parlamento. Meloni critica Netanyahu, difende le sue scelte sul riarmo e sanità. La leader PD, messaggio pure al partito, noi per 5 sì ai quesiti. Schlein, ma per la salute la spesa viene tagliata, modello Albania, inumano. E poi il Tribunale Europeo, SMS, von der Leyen, Pfizer, non più coperti da segreto. Anna Cisint ha già detto che vuole leggerli fino all'ultima riga. Il Corriere della Sera, mitico Corrierone, Prevost, i nemici si incontrino, anche Trump non si presenterà. Ha visto il siriano al-Shara, un vero leader, Ucraina, vertice senza Putin. Il Cremlino invia da Zelensky in Turchia solo un consigliere, il Papa si offre per mediare. Di spalla, Meloni e scontro con Schlein e Conte, show ed espulsioni. A Coimbra, doppio appello, Mattarella e Draghi, spinta all'Europa, nessun dorma. Pavia, un martello trovato nel canale, Garlasco, perquisiti Sempio e 2 amici. Abbiamo 2 fotonotizie. La prima, l'incontro, il campione ricevuto con la famiglia, i doni, le gag, Sinner da Leone XIV. Santità, giochiamo? E il Papa gli ha risposto, veramente siamo al coperto, non è il caso, perché se no rompiamo i lampadari. Calcio, battuto il Milan, città in delirio per il trofeo dopo 51 anni, la festa del Bologna, la Coppa Italia è sua, non succedeva dal 1974. Il Fatto Quotidiano, bocciata, i giudici UE condannano, ma non desecretano le carte. SMS a Pfizer, sberla della corte a Ursula, utili per 90 miliardi di dollari. Von der Leyen non aveva diritto di negare al New York Times i suoi SMS alla D burla ai tempi dei vaccini Covid, però se ne frega, per Big Pharma profitti enormi con i soldi degli stati UE. Alla Camera intanto Trump apre a Siria e Iran, Meloni, Israele sbaglia ma non condanna Bibi. Andiamo avanti. Il Giornale, riforma storica, no di CGL e mezzo PD, più poteri ai lavoratori, la sinistra vota contro, i dipendenti parteciperanno agli utili aziendali, spread a quota 101, più affidabili di Berlino, dibattito in aula con le opposizioni, Israele, Meloni critica Netanyahu, rispetta il diritto internazionale. In alto, sulla prima pagina del giornale, ieri perquisizione e sequestri a 18 anni dall'omicidio, l'arma forse in un torrente, Garlasco, la strategia segreta dei PM, pressing psicologico degli inquirenti, cercano nuove prove, il passo falso di Sempio, fotonotizie a centropagina, c'è la baronessa von der Leyen che sorride e quindi Covid e vaccini, tolto il velo sugli SMS tra Ursula e la Pfizer. Il Tempo, cara sinistra, non ci tapperai la bocca, la denuncia del Tempo all'Europarlamento, il fascismo in Italia è rosso. Dopo l'esclusione del direttore Cerno dalla commissione Libe, l'accusa a Bruxelles con ECR, Provita, giornaliste italiane. E in Italia scoppia la bufera, solidarietà da centrodestra e giornali liberi, silenzio assordante della sinistra di Schlein e Conte, anzi insultano pure. Il metodo PD, libertà è solo se pensi come loro, scrive Tommaso Cerno. Mission Impossible, la Cannes, tutti pazzi per Tom Cruise e poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, dal caso Pfizer ai jet privati, l'UE di Ursula non dia lezioni. C'è la signora von der Leyen che si sta mettendo una mascherina con le 12 stelle europee. Quanto mi piacciono sti bavagli col marchio UE. Date una medaglia a quest'uomo. Andiamo avanti con la Repubblica. Europa,
Nessun dorma, su Difesa e Dazi arriva la scossa di Mattarella e Draghi, stare fermi non è più un'opzione. Scontro Meloni-Schlein sulla sanità, decreto infrastrutture, dubbi del Colle, slitta il CDM. Un'intervista al vescovo di Kiev, in atto un genocidio, spero nel dialogo, negoziati a Istanbul, Putin rinuncia, si sfila anche Trump, la fotonotizia centropagina, Leone 14 che parla con Sinner, quell'incontro tra il papa tennista e il tennista divino, giochiamo. Ma deve stare attento il tennista divino, perché il papa tennista c'ha l'assistenza di Dio direttamente. De Niro, il popolo insorga contro il bullo Donald. Quando non gli piacciono quelli che vogliono loro, è sempre così. La Stampa, pace, lo strappo di Putin, Zelensky, io pronto a tutto. Oggi vertice a Istanbul senza Lavrov, capo delegazione l'ex ministro Medinsky. Trump apre alla Siria, Meloni, Netanyahu rispetti il diritto internazionale. Fotonotizia centropagina. Gioco, partita, incontro. Sinner a sorpresa in Vaticano da Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis. Milan KO, Bologna in estasi, Coppa Italia dopo 51 anni. La Verità, per il Tribunale UE ha violato le norme, von der Leyen condannata sui vaccini e fuorilegge, la capa dell'Unione deve rendere noti i messaggi SMS con l'amministratore delegato di Pfizer, tramite i quali in totale segretezza ha stipulato il mega contratto da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi anti-Covid. Ancora, Trump, Putin e Zelensky, stallo alla messicana, oggi si aprono i colloqui di pace a Istanbul, ma ancora non si sa se parteciperanno i big, ognuno aspetta le mosse dell'altro. Nel Parlamento italiano, solite risse in diretta TV sul riarmo, Gaza e anche sulla sanità. Tra l'altro la sceneggiata che avete visto di Maggi che si è vestito da fantasma, veramente pagine proprio da libro di storia. Mistificati i suoi appelli per una fine giusta dei conflitti, volenterosi ora provano ad arruolare il Papa. E poi altri colpi di scena, a Garlasco si cerca l'arma del delitto 17 anni dopo il delitto. Libero, lenzuolata alla Camera, sinistra fantasma, la Meloni smonta le bugie progressiste, piazzata di Conte, tutti in piedi per Gaza. Egli attacca sulla salute ma scorda i disastri Dem, Maggi si presenta con un telo in testa. Negoziati di Istanbul, trattative per la pace, Putin resta a casa, vertice in salita, assente pure Lavrov, al suo posto l'assistente presidenziale Medinsky, Antonio Socci in brodo di giuggiole, il primato di Dio, la rivoluzione di Leone parte dalla tradizione. Poi Alessandro Dell'Orto, le ricerche nel canale, svolta a Garlasco, trovato un martello e infine lo spread è tornato sotto la quota psicologica, quota 100. Andiamo a vedere anche i quotidiani economici questa mattina, diamo un'occhiatina a Italia Oggi, già che ci siamo, e naturalmente nel frattempo è arrivato al 340-670-9659 Lorenzo Acomo. Ciao Lorenzo. Buongiorno Antonino, buongiorno a te amico mio. Stamattina ho pensato che ti avessero sostituito con un robot anni 80, per di più difettoso. Buona giornata. Ogni tanto sai, può succedere, come no. Il robot anni 80, sì, Ottiero 2000, quello di Tandem, te lo ricordi che faceva gli indovinelli? Un sistema per spaccare il cappello in quattro, parlava così. Italia Oggi, multinazionali, fisco amico, in Europa pagano meno tasse di 10 anni fa, grazie alla concorrenza fiscale fatta di sconti, eccezioni, incentivi. L'aliquota media è scesa del 2,7%, dal 28 al 18,1%. Ancora, per dimostrare a Trump il suo potere, il Qatar fa liberare senza contropartite l'ostaggio USA, utenti a pagamento, newsletter per Selvaggia, Lucarelli, guadagni record. E ancora, la base PD boccia Schlein Conte che hanno candidato Fico alla guida della campagna. Implacabile come sempre arriva poi lui, Pierluigi Magnaschi, con il diritto al rovescio, le cabine telefoniche, le videocassette, il registratore a nastro, la macchina da scrivere, le cartoline, fax, la stampante ad aghi,
tutti oggetti che abbiamo utilizzato fino a pochi anni fa spazzati via dalla rivoluzione digitale. Una rivoluzione che è appena iniziata. Con l'arrivo dell'intelligenza artificiale potrebbero infatti scomparire non solo gli oggetti, ma la capacità di memorizzare, leggere testi complessi, fare calcoli a mente. E alcuni esperti aggiungono anche le religioni, la voglia di far figli, di incontrarsi di persona, di fare politica, di pensare in modo critico. La realtà virtuale è più comoda, priva di rischi, che non richiede sforzi, sempre disponibile e gratificante. Sostituirà la vita reale con tutti i suoi problemi, fatiche, contraddizioni e sconfitte? Riuscirà l'umanità a non farsi fagocitare da questa dolce illusione, da questo irresistibile oppio virtuale? Bella domanda. A me pare che ci stia cascando con tutte le scarpe dentro. Non so voi che cosa ne pensate. 340 670 9659. Il quotidiano di Sicilia, ANCI, migliorare l'efficienza degli enti locali per assicurare ai cittadini servizi di qualità. Forum esclusivo con il presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, Gaetano Manfredi. Ancora Meloni contro tutti alla Camera, alta tensione con Schlein e Conte, Premier Time molto acceso, soprattutto sui temi di difesa e sanità, le opposizioni, priorità alle armi, la Presidente propaganda. Un'altra cosa, Fondazione Tregua e Andos Catania, tumore al seno, maggio in forma, compie 10 anni, offre 500 mammografie. Per le ragazze che ci stanno ascoltando, fatevi, per ragazze ovviamente fino a 99 anni e oltre, fatevi visitare, andatevi a fare visitare. Andiamo oltre, diamo anche un'occhiata ai giornali locali a questo punto. Brescia oggi, rischio sismico, fondi a 147 comuni. Corriere del Mezzogiorno Campania, bradisismo, stato d'emergenza, l'attacco dei sindaci. Corriere del Mezzogiorno Puglia, appello a Meloni, salva l'ex Ilva. Corriere del Trentino, politica, terzo mandato, alta tensione. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, riarmo e business, industria della difesa, piani di crescita. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, i Casamonica mi ordinarono, via gli airbag da quel SUV. Corriere della Sera, Brescia, l'inchiesta, pedopornografia, prete arrestato, il parroco calciatore di Castelcovati ha ammesso, ora è ai domiciliari senza internet. Corriere della Sera, Milano, lavoro giovane, povero e a tempo. Corriere della Sera, Dorso di Roma, fermiamo la strage, incidenti, altre 2 vittime. Corriere di Torino, Salone al via, Torino e la festa dei libri. Corriere dell'Alto Adige, autonomia, statuto, passaggio cruciale. Corriere di Bologna, la finale, Bologna, la grande bellezza. Corriere Fiorentino, la Toscana, rinnovabili, legge toscana da rifare. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, il caso, un ragazzo tenta di truffarlo, ma a 91 anni lo fa arrestare. Gazzetta di Modena, aggressione sessuale a un 17enne sulla ciclabile. Gazzetta di Reggio, questionario per il centro, le idee di 3.000 reggiani. Giornale di Brescia, referendum, conto alla rovescia. Il Cittadino, Lodigiano e Sud Milano, Lodi, droga in carcere, sequestrate 31 pasticche di ecstasy ed LSD. Milano, il giornale Milano, dalla strada alla rete, furti informatici nei negozi per un commerciante su 3. Il piccolo di Trieste, infermieri, paghe basse. Secolo XIX, fuga per la sconfitta. Il Tirreno, paura al discount. Il direttore pestato, il racconto shock, abbiamo paura. Una storia di ordinaria follia da Livorno. La Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva alta tensione. La nuova di Venezia e Mestre, guardia medica si cambia. La Prealpina, zona 30 anche in stazione. La provincia di Como, variante ferma, la farsa continua. La provincia di Cremona, plateatici fuori legge. La provincia di Lecco, infermieri, stipendi bassi, in tanti andranno a Como. La provincia di Sondrio, ex Enel, prima palazzina, la cittadella prende forma. E poi chiudiamo con la Repubblica, Palermo, che ci dice città violente e disagio giovanile, i sindaci del sud uniscono le forze. Le 8:22 minuti, 12 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà, dove per fortuna non sono stato sostituito da un robot degli anni 80, da Ottiero 2000, il robot fatto in cantina. Fermi tutti, Pietro, mangi vestito da fantasma? Hai indovinato il personaggio che è, cioè il nulla, non conta niente come il suo partito. Ancora,
PS, Sinner non vada a Mattarella mentre corre al cospetto del Papa, aspettiamoci polemiche, ma d'altronde Sinner è un peccatore, perché Sinner in inglese vuol dire proprio questo, peccatore. Allora, andiamo adesso alle notizie del giorno. In Turchia, scrive il Corriere della Sera, né Putin né Trump, il pontefice si offre di mediare, Lula prova a convincere lo zar, nella squadra per Istanbul assente anche Lavrov, Zelensky pronto a ogni formato. Cosa è successo? È successo questo, che prova fino all'ultimo Volodymyr Zelensky ad attirare Putin a Istanbul, la stessa Istanbul da lui scelta come sede per i colloqui interrotti nel 22, ma il nodo non si scioglie. Sono pronto a qualsiasi forma di negoziato per fermare la guerra, ribadisce il leader ucraino, mentre dal Cremlino soffia gelido vento di silenzio. Salvo colpi di scena al tavolo, non solo non ci sarà il presidente russo, ma nemmeno il suo ministro degli esteri Sergei Lavrov, che dal Washington Post veniva invece dato in partenza per la Turchia. Dopo essersi rifiutato di comunicare la composizione della delegazione per giorni, il Cremlino ha annunciato che a guidare la squadra russa sarà l'ex ministro della cultura Vladimir Medinsky, attuale consigliere del presidente Putin. Zelensky invece sarà accompagnato dal capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak, dal ministro della difesa Rustem Umerov, dal consigliere diplomatico Igor Zovka e dal ministro degli esteri Andriy Sibia. Assente invece, dice un funzionario USA in serata, pure Donald Trump. Era stato lo stesso Zelensky a insistere perché il presidente americano partecipasse, sottolineando come avrebbe dato un ulteriore impulso alla visita di Putin. The Donald, però, mentre volava tra Riyadh e Doha, non si era sbilanciato. Non so se Putin verrà, so che gli piacerebbe fossi lì, è una possibilità. A Istanbul, secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato, ci saranno il capo della diplomazia americana Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff, mentre The Donald annuncia ottime notizie, forse per venerdì. I russi però tengono le carte ancora coperte. Il consigliere diplomatico di Putin, Yuri Ushakov, dichiara di aspettarsi che saranno discusse questioni politiche e tecniche, oltre che scambi di prigionieri. Al Cremlino non sembra importare nemmeno troppo che gli alleati europei di Kiev continuino a minacciare la Russia di sanzioni massicce e adottino un 17° pacchetto di provvedimenti contro le petroliere della flotta fantasma russa che consentono a Mosca di aggirare le restrizioni. E non importa nemmeno che il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot inviti Stati Uniti ed europei a prepararsi a imporre sanzioni devastanti per prendere la Russia alla gola, costringerla a cessare le ostilità in Ucraina. Il Cremlino tace e prende tempo. Direi che possiamo chiudere la pagina dell'Ucraina e dedicarci adesso al Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano parla di colei che il mitico Max del Papa chiamava baronessa Siringa, ora la chiama baronessa Spingarda, ma è tutto uno schifo e c'ha ragione. E siamo a pagina 6, eccolo qua, la signora von der Leyen, Pfizer Gate, scrive il Fatto Quotidiano, la Corte UE condanna von der Leyen. L'inchiesta, Bruxelles non aveva il diritto di negare al New York Times l'accesso agli SMS della Presidente UE al manager farmaceutico. La Commissione però non è stata obbligata a pubblicarli. E allora che cosa succede? Succede che per la seconda volta in 10 mesi il Tribunale dell'Unione Europea ha censurato la Commissione guidata da Ursula von der Leyen per la mancanza di trasparenza nella gestione degli acquisti dei vaccini contro il Covid-19. La sentenza resa ieri riguarda la vicenda emblematica degli SMS scambiati dalla Presidente UE con Albert Bourla di Pfizer nella primavera del 21, nel pieno cioè della trattativa che a maggio portò alla firma del più oneroso degli 11 contratti sottoscritti per conto degli Stati dell'Unione. Quello da 900 milioni di dosi per un valore attorno ai 18 miliardi, c'era anche l'opzione per altrettante dosi, che però non fu attivata. Qui il ricorso l'aveva fatto il New York Times, che si era visto negare l'accesso agli atti, SMS compresi. Il rifiuto era illegittimo, i giudici di Lussemburgo l'hanno annullato, ma tanto gli SMS non li vedremo mai, perché la Commissione dichiara di non disporne. Nel luglio del 24, proprio alla vigilia della nomina di von der Leyen,
per un secondo mandato. Il Tribunale aveva dato ragione alle europarlamentari dei Verdi e stabilito che la Commissione non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti per i vaccini anti-Covid, costati nel complesso oltre 60 miliardi di euro, ma coperti da omissis nelle parti relative ai prezzi e alle clausole più favorevoli alle aziende produttrici, dai tempi delle consegne alla responsabilità sugli effetti avversi. Su questa sentenza pende tuttavia il ricorso in appello della Commissione, che potrebbe impugnare anche il verdetto di ieri. Messa così la cosa, però c'è qualcuno che vuole vederci molto più chiaro ed è Anna Cisint, che la nostra europarlamentare della Lega, la quale ha dato un'intervista a Il Tempo e lei ha presentato un'interrogazione alla Commissione per avere copia degli SMS. Cosa dice la Cisint? Come rappresentante eletto dai cittadini europei chiedo di poterli leggere sti SMS per giustizia, chiarezza, trasparenza, perché i cittadini hanno diritto di sapere come sono stati usati i loro soldi. E dice ancora, questa vicenda andrà analizzata e studiata in profondità, ma certamente racconta ciò che avviene in Europa. Siamo di fronte a una vera e propria congregazione all'interno della quale tutte le modalità d'azione sono rivolte al mantenimento dello status quo. Chi si distingue e chi prova a far notare che la direzione intrapresa non è quella migliore, viene bollato come nemico. Chi governa, la Commissione in primis, fa bello e cattivo tempo. Sul riarmo il Parlamento non è d'accordo? Non importa, cercheremo un modo differente per far approvare in ogni caso il progetto. Questa non è democrazia. E ancora, lei crede vi sia stato un accordo sotto banco tra von der Leyen e Pfizer? Non posso ovviamente rispondere a questa domanda. Appare però del tutto evidente come sia mancata la trasparenza. Peraltro su un tema, la salute, che tocca da vicino ogni singolo cittadino. Quando si viene eletti al Parlamento europeo si deve dichiarare tutto, pure se uno ha un cane. Guardi, non ho presentato un'interrogazione perché sono all'opposizione, ma perché trovo davvero surreale giocare così con la salute dei cittadini e con un valore essenziale, ovvero quello della democrazia. Non possiamo lamentarci se i cittadini non si recano più alle urne e poi comportarci in questo modo. Si tratta di un caso isolato o di un sistema? Sicuramente un caso preoccupante, che denota quantomeno un metodo di lavoro. Dopo aver letto della vicenda Pfizer, credo sia del tutto lecito porsi una domanda. Se l'hanno fatto quella volta, quando c'era in ballo la salute pubblica, in quante altre circostanze hanno usato lo stesso metodo? Bella domanda. Alle 8:30, pausa, meteo, pubblicità e poi Iarea, gioia e rivoluzione del 1975. Torniamo più tardi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico di origine africana fa peggiorare decisamente il tempo sulle nostre regioni meridionali. In mattinata rovesci e temporali anche di forte intensità potranno colpire l'estremo sud, in particolare la Sicilia e la Calabria, dove si attendono anche dei nubifragi. Tempo instabile in Sardegna, un po' meglio al centro peninsulare e al nord. Nel pomeriggio tempo perturbato sulle regioni meridionali con fenomeni localmente intensi, soprattutto su Calabria e Sicilia. Instabilità con rovesci irregolari anche sui rilievi del centro e al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per maggiori dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle
subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno, poi lo sapete che non potete mai potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema, voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene e elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina in offerta 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca e eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Canto per te, che mi viene a sentire. Suono per te, che non mi vuoi capire. Rido per te che non sai sognare. Suono per te, che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra al contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
L'album era Crack del 1975, questi sono gli Area, uno dei più grandi gruppi musicali progressive, lo possiamo dire, degli anni 70 in questo paese, gruppi che peraltro non avevano nessun complesso di inferiorità rispetto, sia pure certamente con le dovute proporzioni, rispetto a mostri sacri come possono essere i Genesis o i Pink Floyd. Portate pazienza, ma il Banco del Mutuo Soccorso, gli Area o le Orme certamente avevano anche questi da dire un bel po' di roba sull'argomento. Le 8:39 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Andiamo a vedere due ultime cose, poi avremo il Qui Parlamento con l'onorevole Toccalini. Scontro a San Macuto, siamo sempre sul tempo. L'ultima sull'antimafia, il Movimento 5 Stelle che insabbia, tra virgolette, i dossier, ora accusa sulle stragi. Ma quale depistaggio? Pensate a De Rao e Scarpinato, ira del centrodestra, vogliono affossare la commissione. E scontro frontale alla commissione parlamentare antimafia, ma la polemica sull'imparzialità dei lavori si trasforma in un boomerang per chi chiede trasparenza. Roberto Scarpinato, Federico Cafiero De Rao, entrambi ex magistrati, oggi parlamentari 5 Stelle, membri della stessa commissione, si pongono al centro della battaglia contro quella che definiscono strategia del depistaggio istituzionale. Ma sono proprio loro, oggi accusatori, ad essere oggetto di pesanti rilievi sul piano dell'opportunità politica e giudiziaria durante una conferenza stampa organizzata dal leader del Movimento 5 Stelle. Le intercettazioni tra l'ex PM Carmelo Natoli, indagato per favoreggiamento mafioso, e Scarpinato gettano più di un'ombra. Nei colloqui emerge il sospetto che Scarpinato abbia cercato di istruire, tra virgolette, Natoli in vista della sua audizione parlamentare, che riguardava un'indagine del 92 sulla strage di Via D'Amelio, proprio oggetto di indagini della Commissione antimafia. Non è da meno il caso De Rao, già procuratore nazionale antimafia, a cui più volte è stato chiesto il suo passo indietro per un conflitto di interessi. Tra i casi all'esame della commissione figura anche quello di Striano, riconducibile al periodo in cui De Rao guidava la procura competente. Le stragi di mafia sono ancora tra noi, ha affermato Scarpinato, accusando la presidente della commissione, Chiara Colosimo, i Fratelli d'Italia, di voler intimidire la magistratura che ha osato l'inosabile. De Rao è rincarato, manca imparzialità. Quando Mori ha concluso, la maggioranza ha applaudito. C'era già una verità preconfezionata. L'ex premier Giuseppe Conte ovviamente si è schierato con loro, parlando di bullismo istituzionale e chiedendo l'intervento dei presidenti di Camera, Senato e persino del Capo dello Stato. Non si può riscrivere la storia e comprimere i diritti della minoranza. Il contrattacco del centrodestra non si è fatto attendere. La Colosimo ha difeso il suo operato. Accuse false dall'inizio alla fine, vogliono dare visibilità a chi ha formulato tesi accusatorie infondate. Il parlamentare dei Fratelli d'Italia, Riccardo Decorato, ha parlato di bullismo da parte di chi non ha mai fatto nulla per far luce sulla verità. Ha parlato poi, ha ricordato poi come Scarpinato avesse inquisito Sergio Mattarella, poi prosciolto, e ora si appelli proprio a lui. La tragedia che diventa farsa. Donzelli ha rincarato la dose pure lui, Spampinato, il poeta delle trame strampalate. De Rao è in un colossale conflitto di interessi. Conte è un comico mancato. I capigruppo della commissione, Decorato, Pittalis, Gianluca Cantalamessa, Giorgio Salvitti, hanno emesso una nota congiunta. È paradossale che sergano a campioni dell'antimafia proprio coloro che sono coinvolti nei lavori su temi che li toccano direttamente. La loro narrazione è ideologica e distorta. Nel frattempo rimpatria il CPR, il decreto Albania ottiene la fiducia, sempre qua sul tempo. La Camera approva il testo che dovrà avere l'ok del Senato, procedure veloci, realizzazione di nuovi centri per i clandestini, in particolare le norme cosa dicono? La norma, diciamo così, dov'è qua? Eccolo qua. La prima proposta di modifica ha come obiettivo di spostare di un anno, fino al 31 dicembre del 26, i termini previsti dal cosiddetto decreto Minniti del 17, entro cui il Ministero dell'Interno avrà possibilità di realizzare o ampliare nuovi centri di permanenza per i rimpatri
avvalendosi di una facoltà di deroga rispetto alle vigenti disposizioni, con esclusione delle norme del codice antimafia e dei vincoli europei inderogabili. Una proroga relativa anche, come si legge nella relazione tecnica, alla possibilità di avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. La norma si spiega col perdurare dell'eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l'attuale congiuntura, nonché alle esigenze connesse all'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo dell'Unione Europea, secondo quanto è scritto nella relazione illustrativa dell'emendamento. In tal modo, pertanto, si consente una maggiore speditezza nel procedimento relativo all'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, attraverso la riconosciuta facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. La seconda proposta invece definisce la cessione a titolo gratuito per il 2025 alla Guardia Costiera albanese di un paio di motovedette classe 400 cavallari appartenenti al corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti viene autorizzato quindi alla cessione dei mezzi con contestuale cancellazione dei registri inventariali e dei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con un risparmio stimato in 270.000 euro. Le 8:44 e 50 secondi, quasi 8:45. Nel frattempo è arrivata un'altra zappa da Marco. Buongiorno Antonino, il cardinal Pizzaballa ha ribadito che Israele sta compiendo una strage. La Ursula e Commissione sono accusati di nascondere i rapporti con Pfizer. Provita e famiglia, Cerno, la presidente e le giornaliste italiane escluse dall'audizione sui diritti umani sempre UE. Questa banda di mafiosi viene difesa anche dal governo italiano. Putin è stato troppo delicato a chiamarli idioti stupidi, io avrei detto mafiosi assassini, Marco. Marco, però un po' meno linguaggio da bar. Mafiosi cosa? Ma mafia cosa? Cerchiamo di dare un contenuto, una limata alle parole, perché le parole fanno male alle volte, fanno anche troppo male. Quanto al Cardinal Pizzaballa, il Cardinal Pizzaballa non dice solo questo, il Cardinal Pizzaballa nell'intervista che tu hai citato, eccola qua su Avvenire, chiudiamo questa pagina, dice anche un'altra cosa a proposito di questa situazione e dice c'è bisogno di riallacciare i rapporti col mondo ebraico, direi che vanno rafforzati perché non si sono mai interrotti. Al massimo abbiamo avuto alcuni fraintendimenti, certe questioni vanno chiarite, tenendo presente anche quanto accaduto negli ultimi mesi. Quindi, come vedi, non tiriamo Pizzaballa per la tonaca dicendo che è dalla parte di Hamas, perché Pizzaballa non è a favore di Hamas. Qui Parlamento, sigla. Qui Parlamento. Do il buongiorno e benvenuto all'onorevole Luca Toccalini, ben trovato carissimo. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa prevede questa proposta di legge per incentivare l'occupazione giovanile e far rientrare i cervelli che sono scappati all'estero? Ma è una legge molto semplice, noi l'abbiamo voluta chiamare contratto giovani perché di fatto andrebbe a inserire due nuove tipologie di contratto, ovviamente rivolte in questo caso la prima agli under 30 per fare in modo che appunto ragazze e ragazzi possano avere il loro primo contratto a tempo indeterminato, però non con qualche euro, con qualche centinaia di euro in più in busta paga. E per fare questo noi abbiamo chiesto l'applicazione di una flat tax secca al 5%, ovviamente ricordo a chi si sta ascoltando, attualmente la prima aliquota IRPEF è del 23%, quindi sono 18 punti di percentuali di sgravio fiscale e questo ovviamente su uno stipendio banalmente da 1.000 euro si ripercuote in 180 euro in più al mese in busta paga. Questo perché i nostri giovani purtroppo in questo momento sono in una situazione di non serenità, di instabilità economica e sociale e quindi noi vogliamo dargli la possibilità appunto di avere sicuramente quei soldi in più in busta paga, ma anche quella stabilità di un contratto a tempo indeterminato che ti permette poi appunto di andare in banca e non essere diciamo cacciato dopo un minuto se chiedi un prestito per comprarti la macchina piuttosto che un mutuo per comprarti la casa. E poi abbiamo proposto anche di intervenire su un'altra piaga sociale che è la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, ma io la chiamerei più fuga degli italiani all'estero, di cui tantissimi ovviamente giovani,
e dar loro la possibilità di rientrare in Italia. In questo caso si parla di under 35, e anche in questo caso applicando una flat tax del 5% per 5 anni sul reddito fino a 100.000 euro, quindi in questo caso stiamo parlando anche di diverse migliaia di euro nel caso in cui ci siano stipendi alti all'estero, e di conseguenza nel caso in cui ci sia un figlio minore la flat tax addirittura si abbasserebbe al 3%, e se un ragazzo o una ragazza tornasse dall'estero e comprasse casa, a quel punto avrebbe questo sgravio fiscale per 8 anni. E questa secondo me è una norma incredibile, perché la gran parte dei giovani che poi va all'estero nel corso della propria vita lo fa perché magari, ahimè, trova condizioni lavorative migliori in altri paesi, in Europa o nel resto del mondo, dove il loro lavoro viene premiato soprattutto dal punto di vista salariale. E quindi dare la possibilità di avere, come dicevo prima, anche diverse, dipende ovviamente dai casi, ma qualche migliaia di euro in più all'anno dà sicuramente la possibilità appunto di costruirsi un futuro qua e costruirsi anche una famiglia, perché il nostro obiettivo è anche riattivare un po' quella natalità che è fondamentale per il nostro paese, ma che oggi purtroppo ha dei numeri drammatici, perché ahimè un ragazzo e una ragazza quando devono costruirsi una famiglia prima si fanno i conti in tasca, e questo non è accettabile in un paese civile come è l'Italia. Onorevole, ieri Avvenire pubblicava un rapporto dell'Ocse che diceva sostanzialmente non solo il fatto che gli stipendi in Italia sono troppo bassi, ma anche un altro fatto, c'è una sorta di disincentivo a guadagnare sopra i 35.000 euro l'anno. E questo è dovuto anche al fatto che le nostre imprese, essendo molto piccole, alle volte sono anche un po' asfittiche. Cosa si può fare per incentivare le persone a guadagnare di più? Cosa si può fare per incentivare anche l'aumento delle retribuzioni? Ma su quello bisogna secondo me continuare sulla strada che il governo ha intrapreso, dai tagli del cuneo fiscale ai tagli contributivi, che ci sono state un supporto concreto anche alle aziende. Per esempio nella nostra proposta di legge noi abbiamo inserito che per i primi 2 anni in caso di questi contratti ci sia un taglio del costo del lavoro delle aziende del 140%, perché chiaramente i giovani, ma comunque i lavoratori in generale, vengono assunti se c'è un'azienda disponibile ad assumerli, e sappiamo purtroppo i costi del lavoro in questo momento nel nostro paese. Quindi è chiaro che deve essere dato, non me ne voglia la CGIL, ma deve essere data una mano anche ovviamente a tutto quel mondo imprenditoriale e produttivo che dà la possibilità a tutti i lavoratori di poter percepire uno stipendio alla fine del mese. Quindi la strada che abbiamo intrapreso secondo me è la strada corretta. Non possiamo più permetterci di essere il fanalino di coda in Europa a livello salariale, perché il nostro paese credo che meriti assolutamente di più, i nostri lavoratori meritano assolutamente di più, e quindi bisogna continuare su questa strada, abbattere i costi del lavoro, dare qualche euro in più in busta paga ai cittadini, anche perché poi è una partita di giro. È chiaro che se il cittadino ha qualche soldo più in tasca tendenzialmente lo spende, e quindi si riattiva anche l'economia. Quindi è davvero, anche ieri qualche critica arrivava dal fatto delle coperture, peccato che poi quei soldi che vengono messi in tasca sono quelli che poi vengono utilizzati magari per andare una volta al mese in più a mangiarsi fuori una pizza, piuttosto che a fare un regalo ai propri figli, a togliersi un piccolo sfizio, e anche e soprattutto per vivere sereni tutto il resto del mese. Beh, certamente. Senta, quali sono ora i suoi prossimi impegni in Parlamento? Oggi siamo in Parlamento e faremo qualche votazione che prosegue, diciamo, le giornate dei giorni scorsi. Adesso inizieranno ovviamente settimane un po' più complesse, perché ci sono alcuni decreti ovviamente in analisi sia alla Camera che al Senato, e chiaramente poi assestati a questo continua l'attività del territorio. Io ci tengo a sottolineare una cosa, la legge che abbiamo presentato ieri, lo ha ripetuto anche il segretario Salvini durante il suo intervento, è una legge che non nasce nell'arco di una settimana, di 2 ore o di 3 giorni. Sono leggi che vengono portate in Parlamento dopo un ascolto costante del territorio, in questo caso di giovani, di universitari, di studenti, perché l'attività del palazzo è fondamentale, ma l'attività del palazzo senza l'attività di vita reale, dove appunto bisogna ascoltare i cittadini, comprenderli, accettare anche le critiche quando necessario, senza quello ovviamente noi qua saremmo inutili. Quindi quell'aspetto è assolutamente fondamentale e non bisogna mai dimenticarselo, perché la vita reale
la devi conoscere, la devi vivere, perché altrimenti arrivi qui, non sai, e questo capita perché basta sentire qualsiasi intervento del segretario del Partito Democratico Elly Schlein e capisci quando uno è attaccato alla vita reale o quando vive in un altro mondo parallelo, e quindi propone e critica senza essere consapevole di ciò che dice e di ciò che sta succedendo nel mondo. Certo. Va bene, io la ringrazio molto del suo tempo, onorevole, ci ritroviamo presto. Grazie a voi. Grazie ancora. Sigla. Qui Parlamento. Benissimo, allora io intanto ringrazio Simone per l'assistenza tecnica, ovviamente in questa puntata un po' eccezionale di stamattina, lo ringrazio per lo sforzo tecnologico e proseguiamo con la rassegna stampa, sono le 8:54 in questo momento e naturalmente le notizie corrono. La Repubblica, il nessun dorma di Mattarella alla UE, urgente la difesa. In effetti per la serie Fatti amare Europa, no? Cioè ieri la storia del jet per fare 187 chilometri della baronessa Spingarda, oggi sempre la baronessa Spingarda con gli SMS con Pfizer che devono essere accessibili a tutti, però stranamente non si trovano più. Insomma, mentre tutto questo accade, arriva il Presidente della Repubblica, con tutto il rispetto, siamo qua su Repubblica, e cosa dice? Dice che nessun dorma di Mattarella, lui, il capo dello Stato a Coimbra in Portogallo, parla dello scenario continentale al fianco dell'ex premier italiano Mario Draghi e del re Felipe. E Draghi dice pure la sua. La scossa di Draghi sui dazi, punto di rottura, ordine mondiale in crisi. Allora vediamo che cosa hanno detto i due. Il Presidente della Repubblica dice nessun dorma, canta il tenore. Sergio Mattarella l'ascolta in sala, poi una volta sul palco rilancia la celebre invocazione della Turandot. Potrebbe applicarsi alla nostra Unione, dice a proposito dell'Europa ferma sulle gambe. Poi lancia un appello all'azione, urgente, direi prioritario, che l'Europa agisca perché stare fermi non è più un'opzione. Auditorium del convento di San Francesco, Coimbra, Simposio Cotec, il vertice dei presidenti della Repubblica di Italia, Portogallo e Spagna, titolo Call to Action. Quello del Presidente della Repubblica e dell'ex Premier Mario Draghi sono gli interventi più attesi della giornata. 4 anni fa Mattarella scelse Draghi come Presidente del Consiglio. L'altro giorno hanno viaggiato insieme sull'aereo da Roma. Draghi era presente martedì quando Mattarella è stato insignito di un dottorato in economia dalla locale università. Una sintonia che resiste all'urto degli anni. Il loro europeismo appassionato e urgente emerge anche qui, con interventi che nella sostanza potrebbero essere sovrapponibili. I nostri salari sono calati inesorabilmente, fa notare Draghi, riecheggiando le parole di Mattarella nel suo discorso del 1° maggio. Lo stesso avviene sulla difesa comune e sulla competitività. Siamo in ritardo, in rincorsa rispetto agli eventi, dobbiamo di conseguenza avvertirne l'urgenza, dice Mattarella a proposito dell'esercito europeo. Ricorda che se ne parla dal lontano 1952, sottolinea che ci fu un acceso dibattito tra 98 e 2000, siamo ancora ai propositi. Questo nulla di fatto ben esemplifica le conseguenze dell'inazione e delle ingiustificate ritrosie a procedere lungo il cammino dell'integrazione. Non è difficile immaginare quale sarebbe oggi la condizione dell'Unione di fronte al mutato contesto geopolitico se avessimo scelto a suo tempo di compiere quel salto di qualità politico nel processo di integrazione. E cosa dice invece il buon Draghi? Il buon Draghi, sempre nella stessa occasione, fa un appello morale, scrive Repubblica, soprattutto uno sprone all'ambizione, ma rimanendo se stessi, uniti, attaccati all'identità europea, che come ha ricordato Sergio Mattarella parlando dopo di lui è sinonimo di democrazia. Con i dazi siamo a un punto di rottura, dopo Trump nulla sarà più come prima. Le vecchie regole sono in bilico, lo sono da qualche anno, già prima del recente innalzamento delle tariffe. Solo che le frammentazioni politiche interne e la crescita debole hanno reso più difficile un'effettiva risposta europea. L'ordine multilaterale è stato minato in modo difficilmente reversibile con l'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del WTO.
Che fare? Occorre raggiungere un accordo con gli USA, ma nella consapevolezza che i nostri scambi non torneranno alla normalità. Quindi se l'Europa vuole davvero ridurre la sua dipendenza dalla crescita americana, che col 20% resta il nostro principale mercato, dovrà produrla da sé. Ben 30 milioni di posti di lavoro sono sostenuti dalle esportazioni, il 15% dell'occupazione. Com'è che siamo finiti nelle mani dei consumatori statunitensi? Si domanda. Il simposio Cotec vede protagonisti i capi di Stato di Italia, Portogallo e Spagna. Draghi è accolto con una pioggia di applausi, parla inglese, mezz'ora di una lingua trapuntata di dati. Puntare sulla competitività interna, quindi, facendo affidamento su 3 direttrici strategiche su cui si è perso terreno: energia, difesa comune e tecnologia. Per questi 3 campi Draghi offre delle soluzioni, ma servono meno privilegi e più innovazione, più crescita. Sì, facciamo tutto green come in Spagna, dopodiché una botta di sole ai pannelli solari e un paese intero viene catapultato nel Medioevo. Ci devi credici, diceva un amico mio. Le 8:59 minuti e 30 secondi, sapete che facciamo? Ce ne andiamo un momentino in pausa, pubblicità, e poi ce ne torniamo belli belli a concludere la rassegna stampa e ad aprire il telefono. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le 9, 2 minuti e 57 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Allora, ieri è stata approvata la legge sulla partecipazione degli
dei lavoratori alle imprese, agli utili delle imprese. Allora è stato attuato sostanzialmente l'articolo 46 della Costituzione, che dal 1948 stava lì a pigliare polvere. Ve lo leggo. Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Bene, il Senato, che ha approvato ieri in via definitiva questa proposta di legge di iniziativa popolare voluta dalla CISL, ha approvato un documento che disciplina alcune cose, cioè attua l'articolo 46 della Costituzione. Cosa succederà? Prima di tutto ci sarà partecipazione gestionale con la presenza di uno o più rappresentanti dei dipendenti al Consiglio di sorveglianza nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del Consiglio. Altro capitolo importante, scrive il giornale, è quello che riguarda i piani di partecipazione finanziaria che possono prevedere, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato. Per il 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato per un importo non superiore a 1.500 euro annui sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. In legge di bilancio sono stati assegnati 72 milioni per coprire gli incentivi fiscali. I lavoratori potranno anche partecipare alle decisioni finalizzate all'innovazione di prodotto attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche. Inoltre, le aziende potranno prevedere nel proprio organigramma le figure di referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro e della conciliazione, dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. Il tutto con un'idea di fondo: superare la logica del conflitto permanente, una sorta di grammatica obbligata nei rapporti tra lavoratori e impresa, creare le condizioni per una stagione di collaborazione. Tra l'altro, Daniela Fumarola, la segretaria della CISL, dice: questa è una pagina storica, CGIL e UIL hanno sbagliato a non appoggiarla. Nel frattempo, sempre sul giornale, Palamara dice: io voglio tornare in magistratura, voglio cancellare gli schizzi di fango. Arrivano altre zappe che voi avete mandato al 340 670 9659. Gianni da Brescia mi manda questa foto, non so di quale giornale: risparmi degli immigrati stranieri a Brescia, le rimesse all'estero a 221 milioni di euro. Poi ancora i messaggi della baronessa, se si vuole si trovano nella memoria del cellulare o della scheda. Ancora Gino, letteratura e biografie, Montale e Pasolini, due pensieri differenti su Roma, uno friulano, l'altro genovese. Montale vedeva in Roma molta negatività, per Pasolini la città eterna era molto positiva, i caratteri erano molto diversi, uno scontroso, l'altro no, ma entrambi grandi poeti. Stupenda e misera città che mi ha insegnato a diventare un uomo, scrisse di Roma il grande Pierpaolo, zio di tutti gli alfisti, tra parentesi. Elel Vigo, il drago mentitore secondo il quale chi non si vaccinava sarebbe morto e avrebbe ucciso il resto del mondo. Solo un muso di latta senza autorità per permetterselo può avere la spudoratezza di pontificare da un pulpito che non gli spetta. Ancora, Mattarella continua a parlare a ruota libera su cose che anche nel governo non sono condivise. Si vede la tessera PD, altro che il presidente di tutti, Maurizio. E la figlia sempre in viaggio con lui, in viaggio premio, laurea honoris causa in economia Mattarella. Per cosa? Parlatene con Savona, Maurizio. Evidentemente il Presidente della Repubblica ha bisogno di essere accompagnato da sua figlia. Ma poi, voglio dire, laurea honoris causa in economia Mattarella, per che cosa? Parlatene con Savona. Non è che siccome non era d'accordo con Savona all'interno del governo allora lo dobbiamo disprezzare a vita, no? Ti pare? Gli hanno dato questo riconoscimento, è anche segno dei buoni rapporti tra l'Italia e il Portogallo. Vi vorrei ricordare tra l'altro che il Portogallo accoglie decine di migliaia di pensionati italiani che hanno sfruttato un vantaggioso accordo che non gli fa pagare per 10 anni
le tasse e gli permette di godersi una pensione quantomeno dignitosa, quindi non vedo il motivo per fare guerra ogni volta che si parla di qualcosa. Chiudiamo la rassegna stampa. Io volevo darvi anche un'altra notiziola sulla Libia, perché in Libia le cose si stanno mettendo nuovamente male e dovrei riuscire a trovare questa benedetta notizia, eccola qua, e la prendo dall'ANSA e poi chiudiamo con Garlasco e apriamo il telefono allo 0292947222. Allora, stavano protestando di fronte alla residenza del premier Abdelhamid Deiba per chiederne le dimissioni. Libia, a Tripoli, spari sui manifestanti. A Tripoli le forze di sicurezza libiche del governo di unità nazionale hanno aperto il fuoco sui dimostranti che stavano protestando di fronte alla residenza del premier, e mi si è messa di mezzo la pubblicità, grazie ANSA, dicevo, del premier Abdelhamid Deiba per chiederne le dimissioni, e davanti alla sede dell'ex apparato di supporto alla stabilità occupata dopo l'uccisione di Al-Chikli della brigata 444 da Buslim. Lo riportano media attivisti locali, secondo i quali erano diverse centinaia i giovani che stavano manifestando nella capitale libica, dove da ieri è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco dopo gli scontri tra milizie e rivali dei giorni scorsi. La Libia è tornata a bollore e la cosa non è buona, soprattutto per il nostro paese. Finiamo con il giornale. Appunto c'è la collega Paola Fucilieri, inviata da Il Giornale in quel di Garlasco, perché sapete che hanno dragato il cavo Bozzano, e dragare 300 metri di questo canale di scolo in mezzo a un paese come Tromello, 3.500 anime nel cuore della Lomellina, che tante telecamere e tutto questo movimento mai l'avevano visto, significa però violare anche le vite delle persone, sondarne peccati e debolezze. Da queste parti, a 5 chilometri da Garlasco e dalla villetta di Via Pascoli, dove 18 anni fa, il 13 agosto 2007, venne uccisa la 26enne Chiara Poggi, i residenti si chiedono se ne valga davvero la pena, soprattutto visto che un colpevole c'è già, cioè il fidanzato Alberto Stasi, che è stato condannato in via definitiva nel 2015, e che il peccato originale delle prime indagini condotte con sorprendente superficialità è di quelli impossibili da rimettere. Eppure è proprio in questo tratto di canale scandagliato da ieri mattina che, secondo un testimone sentito recentemente dal programma televisivo Le Iene, sarebbe stata gettata l'arma del delitto di Chiara. Il flusso d'acqua è di bassissima intensità. Se l'arma fosse stata realmente gettata lì, anche a distanza di tanti anni, non si dovrebbe essere spostata. Dell'intervista rilasciata a Mediaset dal nuovo uomo misterioso di questa triste vicenda alla Twin Peaks per ora si sa poco e niente. Gli investigatori infatti hanno sequestrato il video, che sarà trasmesso integralmente lunedì sera. Il testimone avrebbe descritto l'arma come un lungo oggetto di metallo, spiegando che sarebbe stata gettata nel canale tra le case di Tromello. In serata si sa che gli oggetti trovati sono molti. Chi l'ha visto annuncia c'è un martello. Una di queste abitazioni, ora disabitata, apparteneva alla nonna delle gemelle K, Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi. In un primo momento si era parlato di un attizzatoio dei Poggi o comunque di un oggetto metallico, anche se la famiglia di Chiara ha precisato che tutti gli attrezzi del camino ci sono ancora, attizzatoio compreso. In realtà le ragazze, in particolare Stefania, che va precisato non è indagata, erano state tirate in ballo già un mese dopo il delitto, con un racconto fotocopia di quello del cosiddetto nuovo testimone. Anche il giovane operaio Marco De Montis Muschitta, a settembre 2007, in una deposizione di 3 ore davanti ai magistrati della procura di Vigevano, aveva raccontato di aver notato la mattina del delitto una ragazza bionda che usciva da Via Pascoli su una bici da donna e avanzava zigzagando sbilanciata com'era dal peso di una specie di attizzatoio che quasi trascinava con un braccio. Il giovane, che era corso in procura dopo aver riconosciuto a suo dire Stefania K in TV, il giorno della sua testimonianza si era mostrato sicurissimo, ma dopo nemmeno un'ora la testimonianza era stata momentaneamente interrotta e il verbale chiuso per essere poi riaperto, aveva ritrattato tutto sostenendo di essere uno stupido.
salvo poi confermare parola per parola quel che aveva visto durante una conversazione col padre all'epoca intercettata. La gente scuote la testa perplessa anche a Voghera, dove i carabinieri all'alba hanno fatto un blitz di perquisizioni nelle abitazioni del nuovo indagato Andrea Sempio, 37 anni, e quella dei suoi genitori a Garlasco. L'operazione, coordinata dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, dall'aggiunto Stefano Civardi, dall'APM Valentina De Stefano, si è estesa anche a casa di due amici di Sempio, Roberto Freddi e Mattia Capra, non indagati, che Andrea avrebbe sentito la mattina in cui è stata uccisa Chiara e ai quali ieri sono stati sequestrati cellulari e PC. Entrambi, come amici di Marco Poggi, fratello della vittima, frequentavano infatti la casa di Via Pascoli. Tutto in attesa dell'incidente probatorio di domani, che analizzerà i reperti col materiale genetico di Sempio e forse di altri. Vedremo che cosa succederà. Va bene, infine chiudiamo con questo porcone che non è altro. Le parole potrebbero essere anche più pesanti. Il parroco di Castelcovati, Brescia, Don Giordan Coraglia, 51 anni, presidente e fondatore della Nazionale Italiana Preti, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico e definita ai domiciliari, oltre ad essere stato sospeso dall'incarico. A incastrarlo un'inchiesta della polizia postale su alcuni canali Telegram dediti allo scambio di foto di minorenni. Il religioso si trova ora agli arresti domiciliari. La diocesi di Brescia fa sapere che non sono in alcun modo coinvolti minori della comunità parrocchiale. 029294 7222, il telefono da questo momento è aperto e naturalmente vedremo che cosa avrete da dire su questi argomenti. Andiamo inoltre a dare un'ulteriore occhiata nel mentre alla BBC, vediamo se c'è qualche notiziola ulteriore. La BBC informa che ci sono stati degli attacchi aerei israeliani sulla zona di Gaza, la zona meridionale di Gaza, e ci sarebbero stati 40 morti, dicono gli ospedali, mentre continua il blocco degli aiuti. Nel frattempo, appunto, c'è sempre la diretta sulla Turchia e in particolare la Russia dice che il presidente Vladimir Putin non parteciperà ai colloqui di pace in Ucraina, previsti per quest'oggi a Istanbul. La Russia ha indicato una lista di funzionari che saranno presenti, ma non c'è il presidente. Invece sembra ci sia una piccolissima delegazione, ci sarà proprio una delegazione ridotta ai minimi termini. Zelensky aveva sfidato Putin a incontrarlo dicendo che avrebbe seguito i colloqui solo se Putin vi avesse preso parte. Mercoledì Trump aveva suggerito che avrebbe preso parte ai colloqui se Putin si fosse presentato. Questo però non succederà. Adesso abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, Nando di Pioltello. Ciao Nando. Già che parlavi di porconi ho telefonato perché ho una notizia in proposito. Io sono 4-5 anni che lancio messaggi in bottiglia ovunque posso dicendo attenti alla Smart TV perché il governo può hackerarla per spiare le persone in casa sua, un pedofilo può hackerarla per spiare i bambini, uno stalker può hackerarla per spiare una ragazza, no? In più si può anche hackerare per alterare i programmi che uno riceve sul suo televisore. Dopo 4-5 anni che lo profetizzavo è successo. Nei giorni scorsi il segnale Smart TV della televisione cristiana in Italia è stato hackerato e gli abbonati che avevano acceso la TCI per guardare il pastore evangelico Benny Hinn piuttosto che il conferenziere cattolico Gianfranco Amato si sono trovati a guardare dei video porno. Chiaramente, come è successo alla Smart TV, può succedere anche ai canali tematici cartoni animati. Lasci lì i bambini a guardare Peppa Pig, la porcellina, e ti trovi le porcellone. Lasci lì i bambini a guardare Capitan Mutanda e si ritrovi i bambini che guardano il Capitan senza mutanda. Io qualche anno che la dico sta cosa perché ai miei tempi qualche competenza informatica ce l'avevo, scrivevo sulle riviste del settore, però non mi ascolta nessuno, speriamo che qualcuno adesso lo faccia. Ciao.
Ciao carissimo, pronto, chi è là? Altra telefonata. Pronto? Sì, Mario, buongiorno. Buongiorno. Siccome io mi picco non è che ho una cultura enciclopedica, non sono picco della Mirandola, però un po' di rifiuto nelle questioni, diciamo, internazionali ce l'ho per aver studiato un bel po'. Io ho il sospetto, e strano che nessuno se lo sia posto questo problema, ma Putin indubbiamente è un dittatore schifoso, una persona orrenda, un ex KGB che è rimasto con una mentalità comunista. Però non è uno scemo, non è uno stupido, questo è indubbio. Per non accettare questa proposta, e c'è un interlocutore dall'altra parte che ti sta concedendo questo mondo e quell'altro, a differenza di quello che c'era prima, cioè sto parlando di Trump, è un'occasione straordinaria da cogliere, no? Perché ti sta concedendo tutto. Il limite, Zelensky è disposto pure a darti alle 4 regioni che neanche hai conquistato del tutto. A questo punto la domanda da farsi è una, caro Danna. Chi comanda veramente a Mosca? Cioè Putin sì, ci avrà pure il potere formale, ma non è che c'è un vuoto di potere a Mosca e comanda in questo momento il complesso militare industriale molto forte in Russia? Si è ben inteso, il complesso militare industriale è molto forte pure in America, lo denunciò un presidente repubblicano come Eisenhower, un ex generale. C'erano 5 milioni di persone che lavoravano allora intorno al Pentagono e altrettanto ne lavorano oggi. Però io ho l'impressione che Putin, che non è scemo, vorrebbe trattare, ma è sotto scacco di quel complesso militare industriale che in Russia è molto potente. La Russia è una delle fabbriche di armi del mondo e che vuole continuare con la guerra. Nelle guerre i generali ci guadagnano, non ci perdono. Cioè, io non mi funziona, c'è qualcosa che non va. Per me c'è in questo momento un vuoto di potere a Mosca, o c'è una lotta fratricida tra il complesso militare industriale rappresentato dai generaloni e Putin. Qualcuno se l'è posto in Occidente per qualcosa del genere? Per me è così. Ciao. Beh, certo, un autocrate che fa il bello e il cattivo tempo, che deve temere gli attacchi del complesso bellico militare industriale. Allora, se è così, perché non lo hanno defenestrato o lo hanno, diciamo, allontanato dal potere? Mi sembra un po' difficile la cosa. Mi sembra un po' difficile soprattutto da credere che Putin abbia tutto questo desiderio di trattare. A me pare invece che l'uomo non voglia vincere, voglia stravincere. Questo è il punto. Questo è ancora convinto di voler arrivare a Kiev, rovesciare il governo, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il suo obiettivo. Se l'è dato 3 anni fa e va avanti così col rullo compressore, perché non ha sostanzialmente ancora raggiunto l'obiettivo principale. Questo è il vero problema. Lui non si può presentare davanti all'opinione pubblica con un risultato, come a dire, vabbè, ci siamo fermati, ci prendiamo quei 4 territori nel Donbass e la Crimea, abbiamo finito. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo era appunto arrivare, come in Ungheria nel 1956, arrivare in 3 giorni a Kiev, rovesciare un governo legittimamente eletto, metterci un fantoccio di suo gradimento e chiuderla lì. Tutto questo davanti al fatto compiuto nei confronti dell'Occidente che non si sarebbe mosso. Questo era il calcolo. Del resto l'Occidente gli aveva dato più di un motivo per pensare questo, per il semplice e banale motivo che sotto quel rimbambito di Biden, e ormai lo possiamo definitivamente dire che fosse un rimbambito completamente incapace di badare a se stesso, come ci raccontano i colleghi della CNN che hanno realizzato un libro inchiesta sul tema. Addirittura è venuto fuori che non aveva riconosciuto nemmeno George Clooney, signori, con tutto che erano amici da una vita. Questo qui ormai non riconosceva nemmeno la gente. Ecco, un vecchio, un anziano colpito da senilità come questo tizio che aveva in mano il bottone atomico, ecco qui
È chiaro che quando tu vedi una nazione come l'America in mano a uno che non è in grado di capire chi è, che si ritira e che scappa dall'Afghanistan in una maniera che definire vergognosa e fargli un complimento, visto e considerato che è qualcosa di vergognoso, pari quasi all'umiliazione che l'America ha subito in Vietnam nel 75. Ma è chiaro che poi tu ti convinci e dici, vabbè, tanto quello è incapace di intendere e di volere. Io faccio quello che devo fare, vedrai che protesteranno, frigneranno e andrà a finire così. Qualcuno, evidentemente, tra quelli che assistevano l'anziano ormai senile Biden, hanno deciso di dare quantomeno una fornitura di armi all'Ucraina per potersi difendere, e questo è il risultato. Il complesso militare industriale è stato così potente, così forte, così agguerrito che da 3 anni provano ad arrivare a Kiev e non ci riescono, e in più hanno dovuto pigliarsi soldati nordcoreani per poter combattere. E questo è quanto dire. Cioè, la Russia purtroppo si è impantanata in questa situazione. C'è l'ostinazione di un uomo che ogni giorno manda carne da cannone al fronte, così come ogni giorno c'è altra carne da cannone dall'altro lato delle trincee, sia chiaro. Sono entrambi ragazzi, sia russi che ucraini, che muoiono praticamente per nessun motivo, semplicemente per l'ostinazione di un uomo, un autocrate, vezzeggiato da alcuni in questo paese, il quale sostanzialmente dice no, io devo avere per forza la vittoria schiacciante, perché questo è e questo deve essere. Tutto qui. Tutto qui. La guerra basta nel momento in cui tu hai Zelensky ridotto ai minimi termini perché Trump se l'è lavorato in una maniera che definire clamorosa è il minimo. Dopo che ha consentito l'accordo sulle terre rare, dopo che ha consentito ai colloqui, si è presentato per i colloqui, lui decide di non andare, eccetera, eccetera, eccetera. Se Putin avesse voluto arrivare a Kiev l'avrebbe già fatto da tempo. Gli accordi erano che la NATO non avrebbe dovuto arrivare ai confini della Russia, e l'abbiamo visto come ci è arrivato a Kiev, con i carri armati che si sono fermati per strada senza la nafta perché non avevano previsto nemmeno la logistica per farli andare. Poi ancora, Putin voleva liberare le regioni russofone in Ucraina e ci è riuscito. Non capisco perché lei continua a dire che vuole arrivare a Kiev, perché questo l'ha detto Silvio Berlusconi, gliel'ha detto Putin in persona. Quindi se vogliamo prestare ascolto a quello che disse Silvio Berlusconi. Buongiorno, anch'io sono d'accordo con il radioascoltatore su Mattarella, non eletto ma un politico di sinistra. Ci costa un sacco di soldi con i suoi viaggi e tutto il suo codazzo, dovrebbe starsene tranquillo, controllare soltanto le leggi che firma, che non siano contro la Costituzione e basta. Il Presidente della Repubblica non è vero che non è eletto, non è che lui è arrivato là e ha deciso di fare il Presidente della Repubblica, è stato eletto da un'ampia maggioranza parlamentare, vi vorrei ricordare, e rieletto da un'ampia maggioranza parlamentare che, ahimè, avrebbe potuto votare qualcun altro, visto e considerato che non puoi tenere un Presidente della Repubblica 14 anni al Quirinale. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Benvenuto. Sì, buongiorno Antonino. Allora, sull'eterna questione dei salari, dei bassi salari italiani, dei giovani che se ne vanno all'estero, io ho fatto questa riflessione, visto che sono tantissimi anni che sono nel mondo del lavoro e ho visto una stortura che non mi è mai piaciuta. Allora, quando si pagano i contributi INPS, per gli artigiani viaggiano, mi sembra, oltre il 24% del reddito lordo. Quando si parla di lavoratori dipendenti mi sembra che si arrivi tra lavoratori e aziende al 31%, e vanno in base al reddito, no? Allora io voglio dire una cosa: se tu vuoi aumentare le retribuzioni, tu fissi un minimo di pensione sulla quale tu paghi i contributi e chiedi al lavoratore che pensione vogliono avere dallo Stato. Se tu vuoi una pensione di 1.200 euro, paghi i contributi per averne una di 1.200. Se la vuoi da 2.000, ti adegui, la paghi da 2.000. Però quello che dico io, non trovo giusto che se uno fa un reddito di 40-50 mila euro debba dare allo Stato o il 25% per la sua pensione o il 31%. Perché guardate che il 25% su 50 mila euro
mi sembra che sia la bellezza di 12.500 euro all'anno dati allo Stato, che poi non te li ritornerà sotto forma di pensione dopo 40 anni. Allora vuoi aumentare le buste paga? Fai un contratto col lavoratore e gli dici: io come Stato ti chiedo un tot per darti una pensione minima, poi ti arrangerai tu a farti la tua integrativa o ti spendi i soldi come vuoi, ma quando avrai l'età pensionabile non mi vieni a rompere le scatole se hai versato poco. Io ti do l'opportunità di avere un buon reddito e però te lo gestisci tu, come fanno nei paesi dove la pensione, i contributi pensionistici non arrivano alle cifre folli italiane, perché un imprenditore che guadagna 150.000 euro non capisco perché debba dare allo Stato 35 o 40.000 euro che poi lo Stato non gli ritornerà mai. La saluto. Molto bene, grazie. 0292947222, se volete essere dei nostri abbiamo ancora un minuto e mezzo scarso, diamo appunto un'ultima occhiata, vediamo se riesco a recuperare il pezzo appunto sul libro su Rimban Biden, come saggiamente lo chiama Dago Spia. Dunque, dov'era? Mi pare sul Tempo, può essere, mo vediamo. Vediamo un po' dove sta questo, dov'è questo benedetto libro, perché avevo letto proprio questa cosa che lui non aveva riconosciuto, niente meno, non aveva riconosciuto nemmeno Clooney, voglio dire, che era uno dei suoi grandi sostenitori, dei suoi grandi amici e amiconi. Vediamo un po' se riesco a trovarlo, vediamo, dovrei farcela, forse sì, forse no, forse che sì. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti, sono il Mario, chiamo da Varese. Ma le cose delle pensioni... Mi sente? Sì, benvenuto. Ah, buongiorno, mi scusi. Ma il sistema delle pensioni è sempre, è da anni che lo sento, io ho quasi 60 anni e da quando sono nato che sento delle pensioni come della Cassa del Mezzogiorno. Poi dicono che quelli che lavorano adesso pagano le pensioni di quelli. Non è vero, perché ognuno versa i suoi da quando inizia a lavorare. Se l'Inps se li ha mangiati, bisognerà far modo che l'Inps renda conto dove sono finiti quei soldi. Ma io per eliminare tutto proporrei una cosa: il dipendente tutto è, si tira via tutto, il dipendente in base alle ore che fa viene pagato come un imprenditore, come qualsiasi persona, fai 10 ore di lavoro, prendi tot, ti versi i tuoi soldi, l'assegno è cifra X, 3.000 euro, io te li do tutti a te dipendente, perché magari hai bisogno, perché il mutuo della casa, qualcosa, i soldi ti servono a te, non devono trattenerteli perché poi te li daranno un domani. Ti do tutto lo stipendio, in un assegno te ti versi tu i tuoi cosi, i tuoi... Qui se no continuo a dare allo Stato ma non torno mai indietro niente. Tra l'altro tanti miei amici che mancava ben poco andare in pensione, purtroppo per loro sono deceduti, tanti erano divorziati e che i soldi che hanno versato fino a quel momento dove vanno a finire? E quanti ce n'è così? Buona giornata Antonino, buona giornata a tutti, grazie. Grazie, noi chiudiamo qui adesso liberamente col direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi il resto della programmazione della rete. A stasera con Zoom, grazie a tutti. Avete ascoltato la rassegna stampa.